Amici appassionati di motorsport, buon pomeriggio e benvenuti sull'autodromo di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli per questo settimo e ultimo appuntamento stagionale del campionato Top Jet Formula 2000. Marco Privitera in cabina di commento, finalmente ci siamo per il gran finale di una stagione pronta per assegnare i propri titoli in palio per quanto riguarda la serie tricolore organizzata da Piero Longhi, che naturalmente non può mancare qui al mio fianco in cabina di commento. Ciao Piero, buongiorno. Ciao, ciao Marco, buongiorno a tutti. E guardate che spettacolo, che griglia, perché abbiamo il nostro ingegnere Paolo Stanzani che sta supervisionando la situazione, come vedete, ma che traffico. Sì, vedremo naturalmente nelle gare con un record stagionale di iscritti, Piero. Sì, siamo partiti con 38 macchine, poi di nuovo un problema per Domenico Terron durante le libere. Mi dispiace molto con Formula Renault e si è dovuto ritirare e quindi non parte, e anche altri due della Drexel Cup che poi non sono riusciti a venire per dei problemi tecnici. Però comunque 35 macchine a Misano effettivamente come ultima gara non ci speravo, non ci contavo. E quando si dice gli ultimi partono in curva, in questo caso è proprio la realtà, perché non è uno scherzo. 35 monoposto al via, gran finale di stagione per il campionato, ma soprattutto attenzione all'assegnazione dei titoli in palio che avverrà al termine della feature race, lo ricordiamo in programma domani su tutti, naturalmente il duello, la sfida per il titolo assoluto tra Benjamin Bert e Sandro Zeller, separati da pochi punti in classifica. E dobbiamo dire, Piero, che già dalle qualifiche è stato un duello testa a testa, perché abbiamo assistito, pensate un po', a un incredibile ex equo tra lo stesso Benjamin Berta e il rientrante Viktor Smialek, che hanno ottenuto al millesimo lo stesso tempo. Smialek, lo ricordiamo, fa parte del team Franz Boss Racing, è rientrato in questa occasione, forse anche per dare una mano al proprio Le file sono sulla curva, quindi allora sì, ci sarà in prima fila appunto Dino Rasero, patrono della Top Jet, vi ricordo, e quindi lui effettivamente non gli piace molto partire in prima fila, sente un po', diciamo, è un po' l'agitazione, però dai, vediamo. Negli ultimi anni è andato sempre in crescendo e in lotta ancora per la classifica gentleman, soprattutto con Enzo Stentella e poi Stig Larsen, anche loro, quindi i primi 8 invertiti, è vero, top pole position fatta in due, poi la pole position vera è andata nelle mani di Smialek perché ha fatto per primo il primo tempo 1.30.016, me lo ricordo perché sì. è veramente una cosa, potete immaginare, al millesimo. Beh, ogni tanto capita, quindi Beh, non è sembra sicuramente quasi la prima volta. il finale di stagione del mondiale di Formula 1 97. Ti Bravo. ricordi, con Sì. Villeneuve, Schumacher e Frentzen racchiusi nello spazio di un paio di millesimi, se non ricordo male. Ma in ogni caso avremo in questa sprint race, ricordiamo, della durata di 20 minuti, Stig Larsen in pole position, come hai giustamente sottolineato, Dino Rasero al suo fianco, seconda fila per l'eccellente Oliver Kratsch, ancora una grande prestazione per il giovane pilota tedesco, così come per Andre Petropoulos, che si è confermato su ottimi livelli dopo aver mostrato davvero delle buone performance anche a Imola. Andrea Benalli pronto a scattare dalla quinta posizione, al suo fianco Sandro Zeller che partirà, pensate, davanti al diretto avversario nella corsa per il titolo Benjamin Bert, per cui attendiamoci scintille davvero tra la quinta e la sesta posizione. Poi abbiamo Benjamin Bert appunto che scatterà dalla quarta fila, al suo fianco il poleman Viktor Smialek dall'ottava posizione, ricordiamo i primi 8 vengono invertiti, e poi troviamo Enzo Stentella, attuale leader della graduatoria Gentleman, affiancato da Lee Cunningham, quindi Enrico Milani e Davide Pedetti, Karim Sartori, fresco di vittoria del titolo in Formula 2000 Cup, e Francesco Solfaroli, quindi Kovac, Chabr, Bagioni, rientrante con la Formula Regional, e Umberto Vaglio, quindi Fischer e Gair, Seren Ziffel, la francese, con Patrick Bellezza, quindi Aber e Reporri, Pellegrino e Turchetto, Löffler, Iannacone, Benedek e Kovac, Di Bello e Groer, Motte e Rosse, chiudere il gruppo Matteo Zoccali. Io ho fatto di fretta, ma in realtà le vetture devono ancora Sì. arrivare, Piero, quindi Gli ultimi devono ancora arrivare, i primi sono già posizionati, ma effettivamente abbiamo visto che sono in tanti.
Allora, la variabile Smialek sarà molto interessante da quello che mi ha detto il team manager, il patron non solo del Friends Voss Team ma anche dell'Extra Cup, mi ha detto che li ha lasciati liberi Non di ci fare, saranno giochi no, di squadra. di fare la loro gara. Questo mi ha detto lui e ma lo vedremo. Staremo a vedere allora, pronti dunque per il via di questo round finale della Topjet Formula 2000. Siamo sul circuito di Misano, si accendono i semafori rossi, 3, 4, 5 sui motori per il via di questa sprint race. Ottimo lo spunto da parte di Oliver Crutch che prende subito il comando con Larsen in seconda posizione. Attenzione a Rasero all'interno, Berta tutto all'esterno, che partenza per Benjamin Berta che è andato anche a sorprendere Sandro Zeller, e questo è un sorpasso davvero importante anche in ottica titolo. Che partenza per Berta, che credo sia già secondo alle spalle di Oliver Crutch, poi Larsen terzo, Benalli quarto, quindi Cunningham anzi Zeller quinto, Zeller in quinta posizione con Cunningham alle sue spalle. Attenzione anche a tutto il gruppo che procede con relativa cautela in queste fasi iniziali, e qui Piero, hai visto, Berta è riuscito a trovare il corridoio giusto. Ma è incredibile, perché partiva dalla quarta fila, no? Dalla quarta fila, terza fila, e quindi è stato veramente molto molto bravo. Oliver Crutch è partito veramente fortissimo. Vediamo. E Berta si porta al comando, come era lecito attendersi in queste fasi iniziali. Normale, perché c'è una differenza di vettura notevole, anche se il giovane Oliver è molto molto bravo. Direi che, visto che comunque nella griglia Zeller era davanti e abbiamo visto come soprattutto ad Imola Berta faceva fatica a sorpassarlo, qui è stato veramente molto bravo, perché poi ricordiamo che poi domani invece non ci sarà la griglia invertita e quindi partiranno con i tempi fatti. Davvero una partenza eccellente per Benjamin Berta, che non ha avuto alcuna esitazione in questo momento, contrariamente a quanto è avvenuto in altre circostanze nel corso del campionato, ma è riuscito subito a prendere il comando già nel corso del primo giro. Intanto attenzione all'attacco da parte di Viktor Smialek nei confronti di Dino Rasero, partenza non felicissima per il rientrante pilota canadese. Adesso l'attacco anche nei confronti di Petropoulos, passa anche Rasero, no, deve alzare il piede in curva 1 con Rasero che appunto precede Lee Cunningham e Enrico Milani in decima posizione davanti a Enzo Stentella. Primo giro dunque subito a favore di Benjamin Berta. Adesso chiaramente, Piero, abbiamo Sandro Zeller che avrà la necessità di dover recuperare terreno, magari, chissà, sperando anche in un intervento alla safety car. Sì, abbiamo visto che effettivamente Benjamin Berta, quando ha strada libera davanti, e lo vedete, è molto difficile stargli sotto, anche se poi a Imola, ecco, avevo visto un po' di movimenti di carro attrezzi, mi sa che abbiamo visto le vetture rallentare, sì. Probabilmente abbiamo visto in maniera nitida le vetture rallentare, evidentemente in quel punto sono state esposte le bandiere gialle. Attendiamo di capire se effettivamente vi sia qualche comunicazione anche dalla nostra postazione, però non vediamo alcun cartello di safety car, però avevamo visto effettivamente un rallentamento da parte di Benjamin sembrava Berta, un sì. rallentamento, infatti avevo visto un po' di movimenti da qua, dalla nostra postazione di carro attrezzi, ma adesso sono fermi, quindi per fortuna sembra tutto a posto. Mancano ancora 17 minuti alla fine della gara. Dicevo che per Zeller non sarà facilissimo, anzi a Imola effettivamente aveva un passo incredibile, perché anche quando era dietro riusciva a tenere il passo di Benjamin Berta, e poi effettivamente ha vinto, come sapete, le due gare. Qua secondo me, visto i tempi che hanno fatto in qualifica, sembra che le 3:20 siano leggermente superiori, e il talento di Sandro forse non basta per cercare di metterci una pezza, ecco. Beh, in ogni caso il confronto in qualifica era stato molto equilibrato, con Zeller che aveva accusato un distacco di soltanto un decimo, mentre su altri tracciati insomma avevamo visto un gap sicuramente più importante. Staremo a vedere, perché la gara, il weekend è ancora lungo. Naturalmente ricordiamo che domani la feature race andrà in scena sulla durata di 30 minuti, mentre poc'anzi abbiamo visto il tentativo di attacco da parte di Enzo Stentella nei confronti di Enrico Milani per la 10ª posizione. Siamo in ogni caso nel terzo giro di gara con Berta, Crutch, Zeller, Benalli, Smialek, Larsen, Petropoulos, poi Rasero, Cunningham, Milani, Stentella, Pedetti, Sartori, quindi Solfaroli, Fischer, poi Kovac, Ciabra, Bagioni in 18ª posizione. Intanto c'è un rallentamento, attenzione, e credo sia proprio Benjamin Berta.
Benjamin Berta rallentato, attenzione, incredibile, lo abbiamo intravisto, il leader del campionato all'altezza del curvone, forse è da lì che derivava il rallentamento che avevamo visto in prima, precedenza, sì. E adesso al comando c'è Oliver Crutch, eccoli qua, transita Crutch, transita Zeller, colpo di scena incredibile, problemi per Benjamin Berta. Sì, questo è sicuramente un colpo di scena, perché sembra aver ripreso, sì, però. Sì. Non sappiamo effettivamente, anche prima abbiamo visto un rallentamento strano, adesso però sembra che ha ripreso ad andare, poi vedremo poi dopo l'arrivo cosa sia successo, ma in questo momto... Sì, alle spalle di Larsen. Sì, sembra, però sicuramente un colpo... molto difficile per lui questo adesso, perché è probabile che Sandro Zeller riesca a scavalcare Oliver Crutch, che sta facendo un garone, già l'abbiamo visto molto molto veloce nelle qualifiche, qui con una vettura comunque inferiore. Infatti Zeller adesso ha passato Oliver Crutch, avrà a strada libera, la gara è corta tra virgolette, anche se mancano 14 minuti. Vedremo cosa riuscirà a fare Benjamin Berta, se i problemi che ha avuto si sono risolti oppure no. 1.43 pensate per Benjamin Berta nel precedente passaggio, però diciamo che ha ripreso il suo ritmo in questo momento. Sarà da capire se si sia trattato di un calo di potenza oppure di un problema alla trasmissione. Naturalmente ne parleremo a fine gara anche con le nostre interviste, che saranno pubblicate sui canali social del Top Jet Formula 2000. In ogni caso adesso Zeller si trova davanti a sé un'autostrada per andare a caccia di un successo che naturalmente sarebbe molto importante in attesa della feature race di domani, che chiaramente avrà un peso specifico maggiore in termini di punteggio. Altro passaggio completato da Zeller, che gira in 32.0, poi Crutch secondo, Benalli terzo, quindi Smialek, Larsen che ora è insidiato da Benjamin Berta, mentre tra poco andremo anche a ricapitolare le posizioni retrostanti del gruppo per dare spazio anche alle varie graduatorie di classe. Passa intanto Benjamin Berta, che ha scavalcato Stig Larsen, mentre è da sottolineare giustamente anche la 13ª posizione assoluta da parte di Karim Sartori, che con la sua Formula Renault 2000 insomma sta portando davvero, si sta affacciando nuovamente nelle posizioni di testa del gruppo. Sì, incredibile, già nelle qualifiche ha fatto un tempo incredibile. Lui si è sempre trovato, ha sempre avuto molta sfortuna purtroppo in questa gara qua, ma si è sempre trovato veramente molto bene. Oltretutto anticipo che è un po' alla ricerca di una Formula 3, e quindi sicuramente se riuscirà a portare a casa una vettura diciamo più performante, un altro anno sarà sicuramente un pilota molto molto pericoloso per quanto riguarda il campionato. Qui siamo intanto al muretto box di Enzo Stentella, team naturalmente diretto da Fabiano Belletti. Intanto qui ci prova Benalli nei confronti di Crutch, sta arrivando anche Smialek, bello questo duello per la seconda, terza e quarta posizione, con Zeller che ha preso il largo, Benjamin Berta che sta cercando di recuperare terreno nei confronti di questo terzetto. Il tempo scorre, quindi per Berta naturalmente sarà necessario cercare quantomeno di superare questi tre avversari. Attenzione all'attacco di Smialek all'interno nei confronti di Benalli, che però non molla e mantiene la sua terza posizione. Sì, mancano ancora 8 minuti alla fine della gara. Abbiamo visto che ha ripreso un bel passo, quindi ci riprova Smialek nei confronti di Benalli, e stavolta c'è stato l'attacco da parte di Benalli ancora una volta, che però adesso deve guardare negli specchietti perché è arrivato in pratica in sole 2 curve Benjamin Berta. Allora, sicuramente io penso che le performance sue della vettura gli permetteranno di passare questi sia Benalli che Smialek, che è passato Berta su Benalli. Infatti su Benalli penso appunto non dovevano esserci problemi. Su Smialek la vedo un pochino più difficile, e su Crutch invece adesso è probabile che Smialek riesca a passare Oliver e poi Berta uguale. Passare Smialek non sarà semplice, anche se è il suo compagno di squadra, ma come abbiamo detto prima sembra che gli sia stato dato diciamo il via per fare, eccolo qua, l'attacco di Smialek su Crutch.
bene l'incrocio di Oliver, però in questo caso la curva era in una scia. Ci prova anche Berta a infilarsi all'interno della curva Misano, è lì un punto insomma complicato. Per lui molto complicato. Lo ricordiamo cosa sì. accadde 2 anni fa. Per lui molto complicato, effettivamente è stato bravo e ha fatto un bel sorpasso. Adesso, come dicevo, Sandro Zeller è difficile andarlo a riprendere perché ha 7 secondi di vantaggio, sono tantissimi, salvo problematiche, e invece è probabile che con è da vedere adesso la lotta interna, perché sono nello stesso team della Franz Voss per quanto riguarda sia Smialek che Berta. Sì, comunque Zeller continua a girare su tempi di assoluto rispetto, 1.39 è il giro record della gara per Sandro Zeller contro di fatto l'1.34 che è il ritmo che stanno tenendo gli avversari alle proprie spalle. Attenzione, perché vedo Smialek, vedo Crac, vedo Benalli, dov'è Berta? Ha rallentato nuovamente Benjamin Berta, ha scavalcato anche da Stig Larsen. Attenzione dunque, cerchiamo di capire dove sia finito il leader del campionato. C'è Larsen, c'è Petropoulos, non arriva Berta, incredibile, altro colpo di scena, e potrebbe a questo punto essersi fermato perché non lo vediamo. Assolutamente è sparito sì. dai radar Benjamin Berta. Assolutamente sì, probabilmente qualche problema che si è ripresentato adesso in maniera più pesante. Lo vediamo in 10ª posizione, può essere? Sì, però sta perdendo terreno e non Forse ha ripreso. non risulta No. transitato nel secondo settore. Naturalmente attendiamo il prossimo passaggio sul traguardo, comunque la possibilità di poter capire dove eventualmente si sia fermata la vettura di Benjamin Berta, che abbiamo visto nel settore centrale della pista perdere di colpo diverse posizioni, e a questo punto davvero è un assist incredibile nei confronti di Sandro Zeller, che con questa situazione in classifica, faremo i calcoli naturalmente Piero, però davvero si porterebbe a ridosso, se non addirittura andare a scavalcare il pilota ungherese. In questo momento sono tutti, a parte Cunningham, cioè lui in questo momento è 9º, è 10º, prende un punto, quindi veramente una gara sicuramente molto in salita. Poi domani adesso faremo i conti, perché poi ci sono anche il gioco degli scarti, quindi non è detto che sia una perdita così pesante, è da vedere poi effettivamente dopo la gara. Faremo i conti dopo la sprint race. E quindi un vero e proprio finale thrilling ci attende anche per questa edizione del campionato. Ricordiamo quanto accadde 2 anni fa con il confronto tra Juju Noda e Benjamin Berta, che vide prevalere la giapponesina figlia d'arte. Lo scorso anno anche nel 2024 ricordiamo l'arrivo all'ultima gara con Francesco Galli e Benjamin Berta. A vincere fu proprio il pilota ungherese. Quest'anno il confronto, che è durato l'intera stagione, tra Sandro Zeller e lo stesso Benjamin Berta, il quale chiaramente, come vediamo anche dalla grafica in sovraimpressione, è scivolato in fondo al gruppo, e davvero adesso c'è una ghiotta opportunità per Sandro Zeller di aprire quanto più che mai, diciamo, la lotta per il titolo. Sì, lo vediamo, Berta non è transitato, al momento dovrebbe essere alle spalle di Umberto Vaglio. Cerchiamo anche di avere un conforto con le immagini, naturalmente, se riusciremo a scorgere la vettura. Intanto attenzione qui, fasi delicate con Smialek, che ha dato il doppiaggio nei confronti di Luca Iannacone. Sì, con la regional. Luca adesso sono 2 regional, Bagioni come al rientro, Bagione che ha vinto l'Academy, il programma ideato da Pure Sport, da Rosario Campagna, e Iannacone che usa la regional di Jean-Luc Neri. Esattamente, ricordiamo appunto che tu sei stato anche uno dei giudici del reality che vedremo a breve in TV con Mattia Bagioni, che si è imposto anche, ricordiamo la presenza di Jarno Trulli da questo punto di vista. Assolutamente sì, soprattutto Jarno, che logicamente lui, arrivando dalla pista, ha subito capito il valore di Matteo Bagioni, e effettivamente poi abbiamo visto che ha vinto. Attenzione, fase delicata con Craccia al doppiaggio su Vito tanti Di Bello. doppiati, ecco, che traffico. sì, d'altra parte sì, c'è una differenza di prestazioni tra alcune Formule Renault e i primi, quindi mancano ancora 5 minuti. Ci sono qua i primi doppiaggi, però
per ora tutto bene. È transitato davanti alla nostra postazione Benjamin Berta, che è uscito dai box in questo momento, gara chiaramente compromessa per lui. Assolutamente sì, ma il fatto che rientra, può darsi che hanno risolto il problema, adesso lo vediamo coi tempi. E quindi sì, di Matteo Baggioni siamo veramente molto molto contenti, perché ha fatto un garone a Monza. Attenzione Sarenzi Fell, ci sono due vetture in questo momto che vanno per Prati, per fortuna entrambe sono tutto riuscite a posto. a Poi ripartire. Sarenzi Fell che è al debutto qua con noi nella Top Jet, sta andando, ha fatto veramente dei tempi ottimi in qualifica, stava andando anche molto bene, era seconda della Open dietro a Sartori, adesso non sappiamo se ha avuto un problema con l'altro concorrente oppure con l'altro conduttore, oppure hanno fatto tutti da soli, però per fortuna sono ripartiti senza danni, e quindi vabbè, quindi vediamo Sandro Zeller abbastanza da solo. Sì, ha un margine di oltre 7 secondi nei confronti di Viktor Smialek. E a proposito di rientri, Piero, fammi anche sottolineare il ritorno graditissimo di Fabio Turchetto, che quest'anno per impegni lavorativi non ha potuto assicurare la sua consueta costanza, però 2 volte campione nella classe light, al momento naviga in 23esima posizione assoluta, mentre c'è stato, ed è primo della, esatto, sì, ed è primo della light, quindi anche malgrado non ha fatto nemmeno un test, ha girato solo nelle prove libere ieri, dopo praticamente un anno, perché l'ultima gara l'ha fatta a Monza, voleva rientrare a Imola, poi c'è stato di nuovo un problema nella sua zona, una piccola alluvione, non è riuscito a venire, quindi qua però non voleva mancare. E anche lui si sta un po' guardando in giro sul discorso Formula 3, sarebbe molto interessante, visto le sue prestazioni, se riuscisse ad andare su una vettura più performante, come peraltro sta cercando di fare Karim Sartori, che non dimentichiamo ha già vinto il campionato, ha chiuso il campionato di Imola. Esatto, naturalmente sarà interessante anche capire i movimenti, no, del mercato piloti nel corso, chiamiamolo così, nel corso dell'inverno. Intanto c'è un rallentamento per la vettura di Vaglio, se non vado errato, che si è portato, sembrava un po' di fumo, sì, però dopo è sparito tutto. Speriamo bene, perché Vaglio riesce a una passione incredibile, grazie anche al Giordano Motorsport di Giovanni Giordano, che gli ha praticamente dato la sua macchina. Quest'anno è riuscito a fare più gare del solito, e quindi sta cercando anche di prepararsi nel miglior modo per il prossimo anno. Sì, in ogni caso Vaglio ha perso effettivamente diverse posizioni, è stato scavalcato anche da Sarenzi Fell. Qui attenzione, fase delicata per il leader della gara, Sandro Zeller, che abbiamo visto alle prese con dei doppiati in lotta tra loro, e qui deve fare molta attenzione Sandro Zeller, perché davanti a sé ha, credo siano Loeffler e Benedek, che è riuscito a passare entrambi in questa fase. Sì, c'era Loeffler effettivamente che ha lasciato strada al pilota elvetico, al quale mancano ormai poco più di 2 minuti per vedere quella che sarebbe davvero una bandiera a scacchi ricca di significati, perché gli consentirebbe di compiere un balzo davvero molto importante in classifica. Telecamere anche per Fabiano Belletti, lo staff del suo team. Sì, vittoria importante, soprattutto punti pesanti, come ho detto prima, lo vedremo dopo facendo tutti i calcoli, così poi domani mattina ci presentiamo la Future Race con un'idea molto più sicura. E sì, abbiamo visto Fabiano Belletti della One Competition, scusate, dove con pilota Stentella, che in questo momento è nono, e quindi Dino Rasero in 7ª posizione assoluta per quanto riguarda loro stanno lottando per quanto riguarda appunto la classifica gentleman. Non c'è nessuno in mezzo, perché Cunningham è trasparente per quanto riguarda il punteggio, e quindi sono in questo momento primo Rasero con 2ª posizione Stentella. Quello che deve fare, abbiamo fatto i calcoli anche su questo campionato, Rasero se deve vincere tutte e 2 le gare, e Stentella anche arrivando secondo probabilmente gioca il discorso del giro veloce, ma forse con Rasero vittorioso in 2 gare a Stentella non basta la 2ª posizione. Sì, naturalmente ricordiamo che per questo round di Misano poi c'è un punteggio specifico dal valore più pesante, perché anche tu hai voluto fortemente questa
modifica al regolamento, questa caratteristica del regolamento, proprio anche per rendere più accattivante il finale di campionato, ma dobbiamo dire, Piero, che non ce n'era bisogno, No, forse no. effettivamente i piloti sono stati talmente bravi, è stata una sfida talmente bella quella che abbiamo commentato nel corso della stagione, talmente avvincente, ricca di colpi di scena, che davvero domani non vediamo l'ora di poter assistere al round finale per l'assegnazione dei titoli di classe in palio e naturalmente anche per vedere chi la spunterà nella graduatoria assoluta tra Sandro Zeller e Benjamin Berta. Ultimi 30 secondi intanto, con Zeller che nel settore finale e potrebbe transitare proprio allo scadere del tempo. Sì, ricordo che non abbiamo il giro aggiuntivo, quindi allo 0 finisce la gara. Gran vittoria, adesso aspettiamo, ma se si chiude così, gran vittoria di Sandro Zeller con, ripeto, punti veramente molto molto pesanti. Vedremo dopo la situazione per domani. Eccoci intanto con Zeller, vediamo che transita in questo momento sotto la bandiera scacchi e va a vincere Sandro Zeller. Davvero non poteva andare meglio per il pilota elvetico, che conquista il successo, con Benjamin Berta che chiude nelle retrovie complice un problema tecnico, e davvero la sfida per il titolo sarà assolutamente entusiasmante domani nella feature race. Sul podio dell'assoluta anche Viktor Śmiałek e Andrea Benalli, maestro di regolarità Andrea Benalli. Sì, ma Andrea è incredibile, quest'anno ha fatto una stagione veramente eccezionale, è sempre lì sul podio, non so quanti ne ha fatti, oltretutto con una vettura che non è certo a livello delle 320, no? Qui oltretutto con Śmiałek che c'erano 4 320, di nuovo terzo, gran prestazione, e quindi, come peraltro vediamo Sartori in 12ª posizione assoluta, con tutte le Formula 3 che ci sono dentro, direi anche lui un'incredibile gara. E poi Pellegrino con seconda gara al rientro addirittura Antonino, dopo forse 2 anni che non correva più da noi, è rientrato a Imola, non ha fatto nemmeno le prove libere perché per questioni di lavoro non è riuscito a venire qui. Oltretutto ieri, stamattina nelle qualifiche ha fatto un testacoda nei primi giri, è praticamente partito ultimo, e vediamo che è arrivato in 14esimo grande posizione assoluta. Sì, peccato per lui per le qualifiche, perché nelle prove libere aveva girato veramente molto molto forte. E allora classifica, mentre vediamo anche la vettura di Patrick Bellezza. Anche lui a rientro, dopo qualche guaio meccanico dopo Monza. Effettivamente anche lui quest'anno ha corso pochissimo senza fare nemmeno test, ha sistemato la macchina qualche giorno prima di venire qua, ha avuto qualche problema addirittura nelle qualifiche, nelle prove libere, sembra che l'hanno risolto e sono contento che è riuscito a portare a termine la gara. Vediamo Dino Rasero quindi in 7ª posizione assoluta, esattamente alle e spalle, primo della Gentleman, della classe a vincere la Gentleman, con Enzo Stentella dunque alle sue spalle. Ricapitoliamo quindi la classifica con Zeller, Śmiałek, Benalli sul podio, dopodiché Kratsch, grande prestazione per Oliver Kratsch, il giovane pilota tedesco, con una Dallara 308, non dimentichiamocelo. Del Falcondini Racing, sì. Io sarei curioso di vederlo anche su una monoposto più prestazionale, secondo me abbiamo visto anche il rientrante Śmiałek, che l'anno scorso anche lui una 308, è andato veramente molto molto forte. Qui al debutto io non so se ha fatto effettivamente, poi glielo chiederemo, ma non so se ha fatto dei test prima oppure se ha provato la macchina solo qui nelle prove libere, diciamo, di ieri. Quindi anche lui, non avevo dubbi, perché visto le prestazioni dell'anno scorso immaginavo che sarebbe andato subito molto molto forte. Qui intanto vediamo Zeller, sì, che Sandro Zeller che non lascia mai trasparire un'eccessiva emozione, nemmeno dopo una vittoria. Molto simile a Piastri, sì, come è la terza vittoria consecutiva per Zeller, sì. Che dunque ha concluso davanti a Śmiałek e Benalli, quindi Kratsch, Petropoulos, Larsen e Rasero, poi Cunningham in 8ª posizione, Stentella in 9ª, Milani in 10ª, Pedetti in 11ª, Sartori 12º, Solfaroli, Pellegrino in 14ª posizione. Bravo anche Mattia Bagioni, che si aggiudica la graduatoria della Formula Regional in 15ª posizione assoluta, quindi Michael Fischer, Thomas Chabr, Laszlo Kovac, Patrick Bellezza 19esimo, poi Federico Porri in 20ª piazza,
Michael Aberer, Fabio Turchetto che vince nella classe light, quindi Nicolas Löffler, Alexander Geier, Sarenzi Fell, la pilota francese che chiude 25esima, quindi Vida Benetech, Luca Iannacone in 27esima posizione e sul podio dovrebbe essere per quanto riguarda sì la graduatoria regional, poi Vito Di Bello in 28esima posizione, il portacolori del team G Motorsport di Andrea Giannetta, quindi Norbert Gröer, Riccardo Rossi, Matteo Zoccoli che ha chiuso che è alle prese con il suo secondo weekend in carriera dopo l'esordio andato in scena a Imola, e quindi Benjamin Berta con un ritardo di 3 giri, Bruno Motè e Umberto Vaglio che ha dovuto rallentare, anzi probabilmente anche rientrato in box nel finale, quindi peccato per il pilota del team Giordano Motorsport. Dovremmo avere ancora qualche minuto, il tempo utile per poter vedere le premiazioni di questa sprint race. Naturalmente andremo a dedicarci ai calcoli per comprendere quella che sarà l'attuale situazione di classifica, naturalmente prendendo in considerazione anche gli scarti. Davvero una lotta punto a punto tra Sandro Zeller e Benjamin Berta che domani ci regaleranno sicuramente una gara tutta da seguire, ricordiamo, con Viktor Śmiałek che scatterà dalla pole position, Benjamin Berta al suo fianco e Sandro Zeller in terza posizione. Rivediamo intanto gli highlights di questa gara. Guardate il varco che è uscito a trovare subito Benjamin Berta all'esterno di curva 1, si è codato al leader Crutch per poi scavalcarlo dopo poche curve. Qualcuno arriva al bloccaggio in queste fasi iniziali. Qui l'attacco di Śmiałek nei confronti di Crutch per la seconda posizione. Nel frattempo c'era stato anche il recupero da parte di Benjamin Berta. Qui il contatto tra Seren Ziffel e un altro concorrente nelle retrovie. Sandro Zeller ha avuto strada libera dopo il problema occorso a Benjamin Berta e il traffico insomma ha tenuto sempre allerta Sandro Zeller anche nelle fasi finali di gara. Sì, vero, ne abbiamo parlato prima, io ho detto che devono stare molto attenti anche quelli che vengono sorpassati, ma anche loro, perché ho ribadito che qui ci sono piloti con esperienze diverse, vetture e motori con performance diverse, c'è effettivamente un bel divario tra il primo assoluto e l'ultimo e quindi devono essere, cioè, ci vuole un po' di testa quando si fanno i sorpassi, non solo da parte di chi è sorpassato ma anche di chi sorpassa, soprattutto poi con lui che era ma abbiamo visto che è stato veramente molto bravo, colui che comunque era in testa con più di 7 secondi di vantaggio. Sì, dunque anche dall'alto della sua esperienza Zeller, eccolo qua, speriamo che adesso se riusciamo a fare il podio, si dirigano verso il podio. Perché ogni volta facciamo veramente fatica a farli venire su. Ed è un peccato, no? Perché la diretta TV anche ci Benalli, fa piacere. Benalli, no, sì. Di solito la prima cosa a cui pensano i piloti è andare sul podio. Forse infatti. No, i nostri piloti rappresentano un'eccezione. Sì. No, beh, scherziamo naturalmente. Guarda che vetture che adesso stanno girando in pista. Sì, bello questo weekend qui a Misano, con anche delle vetture storiche. Ricordiamo naturalmente anche l'organizzazione di PNK Motorsport con alcune delle categorie che fanno parte di questo contenitore, ma anche la presenza di alcune vetture storiche che tra poco qui, quindi sono l'ex monoposto di Formula 1, Formula 3000, GP2, insomma davvero un bello spettacolo qui sul tracciato romagnolo, circuito che nel corso di questa fase finale della stagione davvero ha un'attività frenetica in pista, perché tra poco avremo le finali mondiali Lamborghini e poi ci sarà anche l'FX Racing Weekend a metà di novembre, anche lì un altro appuntamento davvero attesissimo. Attendiamo nel frattempo ancora mentre cerchiamo. Andiamo a vedere le classi. Sì, le vediamo. Vediamo allora, le classiche così. andiamo a vedere subito. Mi sembra che Milani è riuscito a vincere la Gold, ma non sono sicuro. Per la Formula Regional Bagioni. Ecco qua Piero, guarda, ho trovato la schermata. Sì, allora sì, confermo, Milani seguito da Pedetti, quindi seconda posizione. Pedetti mi sembra già vittorioso il campionato, ma già Imola, ma poi lo vedremo. Quindi la Gold è stata vinta allora Super Formula è stata vinta da Śmiałek, no? davanti a Larsen e terza posizione Rasero. La Platinum naturalmente a Benalli, che qua ha fatto la differenza dall'inizio dell'anno, seguito da
no, scusatemi, la Platinum è Sandro Zeller, seguito da Benalli in seconda posizione, e vediamo in terza posizione, mi sembra Stentella, sì, a podio. Quindi la Gold abbiamo Milani in prima posizione, seguito da, no scusate, Petropoulos in prima posizione, seguito da Milani, e in terza posizione Pedetti. La Silver è davanti Oliver Crutchlow in abbastanza, visto la quarta posizione assoluta. Poi dovrebbe esserci Bellezza in seconda posizione assoluta, no, Antonino Pellegrino mi sembra, sì, Antonino Pellegrino in seconda posizione assoluta, mentre vediamo l'immagine del podio, eccole, e Bellezza in terza posizione assoluta. E allora naturalmente ci vediamo le immagini del podio con il meritato applauso per Sandro Zeller. Ecco, un accenno di sorriso ce l'ha fatto Sandro Zeller, meno male. Un accenno, senza esagerare. Guardalo, ma un accenno secondo me. E allora le premiazioni con la nostra Simona che va a consegnare i trofei ad Andrea Benalli, al rientrante Victor Smialek che si è confermato pilota veloce e di talento, e soprattutto a Sandro Zeller che va a conquistare dunque il successo di questa sprint race. Ecco, ci ascoltiamo anche l'inno nazionale elvetico prima di chiudere la nostra diretta. Un applauso al podio. So please, can you just take place with your trophies on the main step of the podium for the pictures all together, please? E allora, dopo le note dell'inno elvetico e la foto di rito per i protagonisti di questa sprint race, Piero Longhi, appuntamento a domani. Naturalmente ne vedremo delle belle per una gara davvero tutta da seguire. Una feature race a 30 minuti e non sarà assolutamente da perdere. Assolutamente no, poi appunto, come hai detto bene, 30 minuti è una gara sicuramente lunga. Come dicevo, domani mattina ci presenteremo con i conti dell'assoluta del campionato fatti, e inizieremo a fare dei conti. E allora appuntamento a domani mattina ore 10:20 per lo start della gara conclusiva della stagione. Un ringraziamento naturalmente alla nostra regia, grazie ovviamente a Piero Longhi. Adesso andiamo subito a fare i calcoli, a fare le interviste post gara. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento dunque domani, collegamento dalle ore 10:15 sui canali social del campionato Topjet Formula 2000, quindi pagina Facebook e canale YouTube per il gran finale della stagione 2025. Da Marco Previttere è tutto, appuntamento domani. Ciao a tutti.